Bene signori, la più cordiale buonasera da parte di Fabrizio Ercolini e Giulio Arnolieri. Ben ritrovati, 23esima giornata qua al Palahockey di Forte dei Marmi, 10ª del girone di ritorno. Si affrontano il GDS Impianti Hockey Forte dei Marmi contro l'U-Broker Bassano. Dunque la quarta e la quinta separate da 2 soli punti, questa sera daranno il via a questa 23esima giornata spezzettata a causa delle coppe europee. Si giocano soltanto 3 gare in questo fine settimana, il resto verrà recuperato nei prossimi giorni. Le squadre sono a centropista, U-Broker Bassano e GDS Impianti, come dicevo, separati solo da 2 punti, dunque partita importantissima. Gli arbitri della serata sono Alessandro Eccelsi e Massimo Nucifero, coadiuvati al banco dei cronometristi da Alfonso Rago. Con il numero 54 Adriano. Intanto vediamo le formazioni, se dalla regia siamo pronti per vedere quelle che sono le 2 squadre che andranno a affrontarsi questa sera, iniziando dalla formazione dell'U-Broker Bassano con il numero 11 Bertuzzo, con il 2 Amato, con il 5 Ambrosio, con il numero 7 Baggio, con il numero 9 Muglia, con il 22 Cancela, con il 23 Coi, con il 51 Luna, con il 54 Adrià Català, con il 58 Scuccato. L'allenatore è il signor Luis Núñez. E vediamo anche la formazione del GDS Impianti Hockey Forte dei Marmi, con il numero 22 Capitagnata, con il 3 Gual, il 4 è per Giovannetti, il 6 per Denite, il 7 Festa, il 9 Gil, il 10 per il Luzzi, il 17 Rubio, 26 Cinquini, il 74 Bertozzi. Allenatore Alessandro Martini, signor Alessandro Martini. Dunque spicca la mancanza, Giulio, di Maremmani, infortunato. Al suo posto il giovane Denite, già debuttato in Serie 1, ma questa sera insomma gara importante anche per lui. Sì, fra l'altro sta facendo un'ottima stagione in Serie A2, il miglior realizzatore della squadra dell'SGS Servizi Forte dei Marmi di Serie A2. Non so se avrà l'occasione di poter giocare anche stasera, comunque è sicuramente una bella esperienza, una bella vetrina anche per lui. Sì, è una partita importante e guai a pensare da parte Forte dei Marmi che il 6-0 della partita di Coppa Italia di 10 giorni fa sia garanzia di una partita facile anche stasera, a parte che non è stata nemmeno quella del tutto facile, ma è stato il Forte dei Marmi bravo a renderla facile per come si è comportato. È chiaro che il Bassano avrà riguardato con la massima attenzione quella partita, Luis Núñez avrà cercato di portare quelle modifiche utili a cercare di rendere più difficile il compito della formazione di casa, che chiaramente però ha l'obbligo di vincere, anche perché come dicevi giustamente te Fabrizio, 2 soli sono i punti che separano le 2 squadre. In caso di pareggio resterebbero questi 2 punti, ma se il Bassano dovesse vincere sarebbe il Bassano a conquistare il 4º posto ai danni proprio del Forte dei Marmi. Quindi il fattore campo, la vittoria nell'ultima partita fa sì che ci sia un leggero vantaggio per quanto riguarda il pronostico del Forte dei Marmi, che però non deve dimenticare la sconfitta nel girone di andata per 5-2 sulla pista veneta, in quella che era stata la prima partita di Gual come allenatore, ancora non giocava. Quindi siamo quasi pronti per dare il via a questa partita che sicuramente promette spettacolo e ripeto, non credo che si possa pensare che il 6-0 di 10 giorni fa sia così scontato, o un risultato di questo genere sia scontato stasera. Bene, intanto vediamo i quintetti in pista. Il Bassano si mette in pista con il meglio che può schierare, e parliamo di Adrià Català, Marcoi, Paolo Cancela, Samuele Amato e Federico Ambrosio. Dall'altra parte il Forte dei Marmi si schiera con Capitagnata, Marc Gual, Xavi Rubio, Pedro Gil e Domenico Illuzzi. Dunque è il quartetto che nelle ultime gare è andato ad iniziare. Si parte con Coi in possesso di sfera, fascia destra per lui, prova subito il tiro Coi, la sfera è recuperata senza problemi, la porta in avanti il Forte dei Marmi con Gual all'indietro per la martellata di Xavi Rubio, ma scatta il contropiede. Attenzione al passaggio, grande gnata sul rovesciamento di fronte, e poi è il Bassano a recuperare sfera
Coi in possesso di pallina, la cambia per Ambrosio, perciò prima occasione, occasionissimo se ne dire, in favore del Bassano, che torna nuovamente al tiro. Adesso cade Gil, dunque la sfera è recuperata ancora dal Bassano. Dopo un minuto 2 conclusioni importanti per il Bassano, 2 interventi provvidenziali per Capitagnata. Dunque partito a 1000 all'ora il Bassano con 2 contropiedi importanti. Adesso è Ambrosio in possesso di pallina, la cambia per Cancela. Cancela la mette al centro per Ambrosio, che deve girarsi, ma c'è l'intervento difensivo di Illuzzi. La sfera poi recuperata dal Forte dei Marmi con Xavi Rubio dall'altra parte per Illuzzi. Gil che deve uscire dalla zona buia, sfera lunga per Rubio, ma è in anticipo Pablo Cancella, che recupera pallina e rimposta l'azione su Marcoi. Ancora per Amato in profondità è Federico Ambrosio. Dall'altra parte ancora per Coi, il tiro di Coi attraversa tutta l'area di rigore, poi schizza lontana. Federico Ambrosio va a recuperarla nella propria zona buia, la serve a Samuel Ambrosio. È comunque un Bassano che è partito in maniera decisamente importante. Attenzione, Coi dall'altra parte per Amato, da questi a Cancella, il tiro, tentativo di azione di Ambrosio che non riesce. La sfera è recuperata da Gil per Xavi Rubio. In avanti il Forte dei Marmi, Marc Gual, ancora per Gil. Se ne sono andati 2 minuti e al momento 3 conclusioni importanti del Bassano. Il Forte dei Marmi al momento mancato all'appuntamento con Adrià Català. La sfera all'indietro per Rubio, ci prova Rubio, la serve a Gil, cerca l'accelerazione, sfera che rimane lì, la serve ad Illuzzi. Illuzzi in profondità per Gil, ma l'anticipo di Coi è di quelli importanti. Attenzione, Ambrosio per Coi fa tutto bene, poi la conclusione è stoppata dal portiere, ma è ancora un'ottima occasione per la formazione ospite. Adesso è Gual che deve difendersi dall'attacco di Amato. Intanto se ne sono andati 2 primi e 33 con Xavi Rubio, percussione da destra, il tiro di Rubio è intercettato, scatta il contropiede velocissimo di Ambrosio per i suoi. Ambrosio ad una mano, poi ci prova da posizione molto defilata a Cancela, riprende i suoi 45 secondi, dunque il Bassano può tornare ad attaccare. Sfera che schizza lontana, la recupera Pedro Gil, si ferma, ragiona, aspetta il passamento dei compagni. Ancora Gil in avanti, finta il tiro, la sfera per Gualda, questi a Rubio. Rubio ancora per Illuzzi, per Rubio dietro porta, l'incrocio con Gual, cerca una posizione adesso Illuzzi, si allarga, poi la mette al centro per Gual, c'è l'anticipo di Fede Ambrosio, dunque la sfera torna sulle stecche del Bassano, ma adesso è Illuzzi molto brava ad anticipare per Gil, marcato, attenzione Rubio, percussione di Rubio, tira, gol! Xavi Rubio, 1-0, la prima azione manovrata dei rossoblù, paga subito dopo 3 primi, eccola qua, a sedere Català e tolto il ragno dall'angolo. Eh sì, un inizio difficile del Forte dei Marmi, perché ha sofferto veramente le ripartenze ma anche le azioni insistite del Bassano, ma alla prima occasione nitida la formazione di casa ha fatto centro, grande movimento di tutta la squadra che ha liberato Rubio e non ha sbagliato Rubio, gol molto bello e molto importante. Decisamente. Intanto adesso è Riccardo Ognata che va a intercettare sfera che tocca il soffitto, dunque si riprende con la punizione, l'ingaggio scusate, a centropista. Adesso vediamo che il portiere ha chiesto al signore Chelsea di poter pulire la maschera e lo fa in questo momento. Intanto tutto pronto, si parte con l'ingaggio, la sfera recuperata dal Bassano con Fede Ambrosio. Ambrosio dietro porta, poi c'è il fallo da parte di Rubio, la punizione in favore del Bassano, bisogna rettificare la posizione. 1-0 risultato, gol veramente molto bello, lo rivedremo poi nel corso dell'intervallo, con il Forte dei Marmi che è riuscito ad andare a siglare con un'azione corale che ha liberato il nostro Rubio. Adesso la sfera è intercettata dal Forte dei Marmi che può tornare in avanti con Rubio, autore della rete del vantaggio per Gil. Percussione di Gil, si allarga al centro per Gual, poi
arriva Amato, porta via sfera, Amato, attenzione Ambrosio, il tiro, la deviazione provvidenziale non permette ad Ambrosio di andare a segno, poi il fallo di Amato, fallo di squadra, 1-1 anche da questo punto di vista, mentre il risultato al momento è schiodato dal gol di Rubio, 1-0 per il Forte dei Marmi. Il Luzzi in possesso di pallina, il Luzzi per Gual, per il Luzzi ancora Domenico per Gual, si allarga Gual, c'era la possibilità del tiro ma è stata millimetrica, poi la sfera all'indietro per Pedro Gil, Gil finta il tiro, poi mette a sedere un avversario, lo serve a Gual, alla martellata di Gual, è intercettata da Català, poi la pallina è per Coi ancora in profondità per il tentativo di Ambrosio, ma la sfera è lottata all'angolo, il Luzzi poi la porta via, la serve a Gual, da questi a Gil, da questi a Rubio, Rubio ancora che si allarga, la mette al centro per il tentativo di deviazione di Gual, ma c'è l'anticipo del portiere, attenzione a Coi, la martellata, e ancora il buon Riccardo Ognata la para, la mette fuori dal rettangolo di gioco e c'è dunque punizione in favore del Bassano quando sono passati 5 primi e 23 secondi. Intanto io voglio ricordare che i ragazzi della Curva Berti sono laggiù a tifare per il rosso blu, e a questo proposito ricordo che oggi è l'anniversario della scomparsa di Angelo Ricci, un ultra di quelli veri, uno di quelli che sulla Valaustra praticamente non vedeva mai la partita, era sempre a incitare a far partire il cori. Intanto il tentativo deviazione rosso-blu, niente da fare, e dunque per finire il discorso ovviamente la gara viene dedicata anche a lui da parte degli ultra, da parte della squadra. Si riprende a giocare con il Forte dei Marmi che deve difendersi, la sfera lunga, la recupera Xavi Rubio attaccato da Samuel Amato, si ferma Rubio, serve il Luzzi dall'altra parte, percussione di Domenico, supera l'avversario, 2 il tiro smorzato da Ambrosio, poi prova il Luzzi a portare via sfera ma Ambrosio era meglio, Ambrosio in avanti al momento del tiro, grande l'intervento ma attenzione, carambola, e poi Ambrosio non trova la forza per la conclusione, è Gual fra due avversari ma la riconquista Coi in una qualche maniera, sfera all'indietro Coi, momento confusionario della partita, da una parte e dall'altra si è perso palline velenose e questo potrebbe diventare difficile nell'economia della partita stessa. 18:37, si alza l'urlo della Curva Berti, sfera recuperata, Rubio si ferma, ragiona, aspetta il passamento dei compagni, serve Gual, il missile di Gual è però smorzato, la sfera recuperata dai Luzzi, da questi a Rubio e torna in avanti quando sono passati oramai 7 minuti dall'inizio della gara, risultato fermo sull'1-0, il gol di Rubio al 3:23, il Luzzi adesso per Rubio ancora Rubio per il Luzzi per Gual, cerca di farsi vedere il Luzzi in area di rigore marcato da Coi, Gual si porta a spasso la sfera, poi l'intervento del portiere è fuori dall'area di competenza, l'arbitro non se la vede, dunque può ripartire in avanti il Bassano, attenzione che perde sfera il Forte dei Marmi e la pallina recuperata dopo l'intervento di Riccardo Ognata, ma ancora una volta pericolosissima l'azione del Bassano quando sono passati 7 minuti e 28 secondi, il primo cambio, fuori Gual, dentro Cinquini, Gual che vuol vedere dall'esterno quello che succede in pista, sfera all'indietro, Rubio, percussione Cinquini, il tentativo di triangolazione che non riesce, Coi esce con la sfera, il missile di Coi passa al lato, sfera fuori dal rettangolo di gioco, la punizione dovrebbe essere per il Forte dei Marmi se non vado errato. Giulio, 7 minuti, ma è un Bassano decisamente pericoloso. Molto pericoloso, è un Forte dei Marmi che comunque qualche sbavatura difensiva rispetto alle ultime due partite interne con Trissino e appunto con il Bassano l'ha già evidenziata. Il Bassano è stato bravo a sfruttarla anche se non è riuscito a segnare, ma è una partita ben diversa, se ne accorgerà chi la sta vedendo, rispetto a quella di Coppa Italia. Ripeto, un Forte dei Marmi forse meno attento proprio nell'impostazione rispetto a quelle due partite, e il Bassano se ne sta cercando di trarne vantaggio. Adesso è il Luzzi che addomestica sfera sul pressing di Cancela,
messo giù, e io direi che c'è ben più di una punizione in questo caso, perché insomma è stato forse il Luzzi spintonava, ma è stato preso e buttato a terra. Vediamo che le decisioni dell'arbitro, li richiama tutti e due, dunque non ci sarà provvedimento disciplinare se non la munizione ai due giocatori. La punizione dovrebbe essere per il Forte dei Marmi. No, dall'ingaggio, la sfera a 2. Il signore Chelsea decide per questo, anche se vero, insomma la trattenuta mi sembrava ci fosse stata da una parte, ma dall'altra ben peggiore quella di Cancela. Sì, si sono scambiati diciamo un po' di gentilezze, ma comunque non mi pare che abbia fatto richiami ufficiali, li ha solo richiamati verbalmente, ma non si è rivolto. Intanto la conclusione di Coi parata e anche la ribattuta parata, anche quella di Cancela, dicevo non si è rivolto al tavolo dei cronometristi. Intanto la sfera è riconquistata da Coi dopo la bella incursione di Xavi Rubio, adesso è Ambrosio il più arretrato dei suoi. Al posto di Amato è entrato Scuccato, attenzione Ambrosio all'indietro per Coi, cerca il tentativo, c'è il tocco al volo di Scuccato che fa 1-1. Il tiro di Coi dalla distanza, la spizzata di Scuccato. 1-1 dunque quando sono passati 9 minuti del corso del primo tempo, e il Forte dei Marmi corre ai ripari inserendo Festa per il Luzzi, dunque la punta pura nel tentativo di ritrovare il gol quanto prima. Onestamente non si può dire che non sia meritato il gol del Bassano, perché ha costruito anche prima del gol. Intanto Festa non riesce a colpire la pallina, dicevo anche prima del gol del Forte dei Marmi aveva creato vari pericoli. Adesso c'è il raddoppio, una bellissima triangolazione Cancela-Ambrosio, 2-1, e il Forte dei Marmi ora è sotto in pochissimo tempo, ma che non stesse giocando come le altre partite lo si era visto. C'è il time out chiesto dal Bassano. Sono bastati una manciata di secondi per consentire un nuovo contropiede, e ovviamente quando si servono quelle sfere ad Ambrosio, lo conosciamo molto bene, Ambrosio non perdona. 2-1 Bassano, adesso il time out è chiesto proprio dal Bassano, e il Forte dei Marmi farà bene in questa pausa a cercare di capire, di riorganizzare la situazione. Dunque il risultato al momento premia la formazione veneta per 2-1, gol di Rubio al 3-23, un buon momento per il rossoblu, ma pericolosissimo in più occasioni il Bassano, che al nono e 17 fa 1-1 e poi 2-1 con Ambrosio, e dunque una partita che diventa una gara in salita per il rossoblu, che adesso vedremo quelle che saranno le contromosse portate da Martini Gual per cercare di riportare quantomeno in tempi brevi alla parità, per poi giocare il resto della gara. Formazioni invariate da una parte e dall'altra, dunque Català, Scuccato, Ambrosio, Cancela e Coi, dall'altra parte Gnata, Gil, Festa, Rubio e Cinquini. E adesso vediamo quella che è l'atteggiamento dei rossoblu. Il tiro di Cinquini è un missile, dicevamo quanto prima in parità. Cinquini fa partire un Patriot terra-aria che si insacca nel 7, e anche la ragnatela a sinistra è cancellata, e siamo al 9:26. La sfera recuperata da Rubio, Rubio supera l'avversario, Rubio ci prova, poi bell'intervento di Català, Giulio, aperti da una parte e dall'altra. Sì, è una partita diversa da tutte le altre due. Fra l'altro a me è sembrato che avesse dato il gol a Festa, che era in area e forse ha deviato il tiro. Comunque insomma il Forte dei Marmi ha pareggiato, è una partita, ripeto, ma succede spesso, se ripensiamo alle finali con il Lodi lo scorso anno, no? Che
due squadre, in alcuni casi le stesse squadre, anche a distanza di breve tempo, una volta uno vince nettamente, una volta vince nettamente l'altro, una volta invece la partita è molto più combattuta. È quello che sta succedendo in questa terza sfida stagionale fra il Bassano e il Fortere Marmi, 2-2, e partita che più aperta non potrebbe essere. Intanto è entrato Muglia in pista a rilevare Marcoi, dunque praticamente 4 attaccanti di ruolo nella formazione del Bassano. Forte dei Marmi ancora nessun cambio rispetto al gol, dunque ancora la sfera per Scuccato. Il gol intanto in federazione viene assegnato a Cinquini che va a recuperare sfera ancora una volta. Cinquini all'indietro per Gil ancora, ma c'è il blocco in attacco da parte di Cinquini e dunque la punizione in favore del Bassano che torna in avanti. Muglia per Scuccato, 2-2 risultato, 14-24. Ancora la sfera per il Bassano all'angolo, Muglia in possesso di pallina, esce dalla zona buia, la mette all'indietro, la recupera Pedro Gil, supera Scuccato, il missile di Gil intercettato questa volta da Català, e vediamo che anche il portiere del Bassano va a guadagnarsi la giusta pagnotta. La sfera poi è troppo veloce per tutti, la recupera Cancela per i suoi. Cancela ancora in profondità per Muglia che deve uscire dalla zona, poi la recupera Gil grazie all'intervento di Cinquini. Gil si allarga, la mattonella è giusta, la risposta del portiere pure. Festa il più veloce a recuperare pallina e a rimpostare l'azione, ancora la conclusione di Festa, poi Gil non trova l'impatto e c'è la punizione in favore del Bassano, e mi pare in questo ultimo minuto un Forte dei Marmi decisamente più preciso e convincente. Sì, soprattutto sta spingendo decisamente il Bassano. È chiaro che è una squadra che se lo si lascia giocare, no? E l'abbiamo detto anche nell'altra partita, con un allenatore portoghese il tipo di gioco è quello. È chiaro che va aggredita se ci si fa ad aggredirla, cosa che nei primi minuti il Forte Marmi non era riuscito a fare, e adesso in questi ultimi pare riuscire meglio a mettere sotto, forse anche perché, come dicevi prima, è una formazione piuttosto spregiudicata quella del Bassano di adesso, e quindi se diciamo crea di più in avanti lascia qualcosa in più in copertura agli avversari. Intanto vediamo che all'angolo Cinquini, poi Gil subentra, porta via sfera, lunga per Festa, troppo lunga anche per lui, la recupera Scuccato che può rimpostare, lunghissimo per il tentativo su Ambrosio, niente da fare. Gil per Festa, lunga la sfera, arriva dietro porta, poi c'è il fallo del portiere che la stecca fuori dall'area di competenza, e dunque il time out chiesto questa volta dalla coppia arbitrale, dalla coppia Gual Martini. Vediamo quelli che saranno i correttivi. E intanto io vorrei approfittare di questo time out per un altro uso strettamente personale, cioè volevo salutare il re dei bottoni, il nostro regista che questa sera non è qui con noi, Simone Polacci, augurandoci chiaramente che possa tornare con noi quanto prima. Giulio, gli ultimi minuti decisamente a favore del Forte. Sì, però ecco, è un Forte, non so se è più il merito del Bassano, ma è un Forte un po' meno preciso rispetto a quello visto nelle ultime partite in casa, e un po' più simile a quello invece visto nella trasferta di Lodi, cioè concede un po' troppo agli avversari. Si tratta di ripartenze ma anche di secondi tiri, quindi siccome il Bassano è una squadra, l'ha già fatto vedere che gente che la pallina la mette dentro ce l'ha, il Forte dei Marmi deve per forza, al di là di cercare i gol propri, cercare di evitarne il più possibile degli altri, perché il Bassano, l'abbiamo visto, riesce ad arrivare al tiro con notevole facilità. Intanto vediamo il quintetto in pista: Riccardo Gnata, Gual che subentra a Pedro Gil, Cinquini, Festa e Xavi Rubio. Dall'altra parte Adrià Català, torna in pista Mate Coi, dare la giusta copertura, Scuccato e Muglia. Dunque la coppia di bomber, Cancela, Ambrosio a riposo in panchina per il rush finale. 12:43 metà del primo tempo, 2-2 risultato, con Xavi Rubio in possesso di sera. Ancora Rubio per Gual, per Rubio ancora dietro porta, cerca di entrare in area Gual, la sfera all'indietro e c'è il blu
a Gual e il blu a Amato hanno fatto sportellate. L'arbitro li manda tutti e due negli spogliatoi. Dunque si potrà effettuare un cambio, se non vado errato, nel nuovo regolamento, quando due giocatori vengono espulsi in contemporanea per scorrettezze. Dunque pronta ad entrare per il Forte dei Marmi è il Luzzi, mentre per il Bassano è Cancela, che non ha avuto tempo neanche di tirare il fiato. Paolo, viene rimandato subito in pista il Matador e vediamo che sarà la decisione del signore Chelsea per la ripresa del gioco. Punizione per il Forte dei Marmi. Tutto pronto? No, si riprende con l'ingaggio che viene vinto da Muglia per i suoi, la mette su Coi, da Coi a Muglia ancora. La sfera che rimbalza fuori dal rettangolo di gioco, la punizione in favore del Forte dei Marmi. Battuta in questo momento Rubio in possesso di sfera. Animi caldissimi questa sera, abbiamo visto prima Cancela e il Luzzi, adesso le sportellate fra Gual e Amato. Festa attaccato da Muglia fra due avversari, si libera, aspetta il piazzamento dei compagni. Poi la sfera è per Cinquini dopo il tocco di Rubio, Rubio il più arretrato dei suoi, percussione di Rubio, ancora per il Luzzi, cerca il varco il Luzzi in fascia destra, si ferma, pallina all'indietro, Cinquini supera Cancela, ma la conclusione, il tentativo di spizzata di Festa, passa di un lato al lato di un soffio, poi c'è adesso la conclusione di Coi, dritto per dritto, la sfera per Scuccato, ancora Coi, da questi a Cancela, per Coi ancora, dall'altra parte Muglia, Scuccata ancora, Cancela, Scuccato, la conclusione al centro è un filtrante che però viene recuperato da Festa, che lo rilancia su Rubio che gli ritorna a sfera. Sergio in avanti, poi l'appoggio per il Luzzi fra due avversari, li supera entrambi, poi costretto ad allargarsi dietro porta c'è Festa, la sfera ancora per il Luzzi, aspetta il piazzamento dei compagni il Luzzi, ci prova adesso su Festa ma c'è Muglia in copertura, la pallina ancora per Festa, per il Luzzi, il piedone di Català gli dice di no, ma ancora una buona occasione per il rosso-blu. Ci prova ancora il Forte dei Marmi, la pallina è nello stretto, Rubio per Cinquini, attaccato, poi la riconquista il Bassano, attenzione Muglia, ma c'è il fallo in attacco da parte di Scuccato, la punizione in favore del Forte dei Marmi già battuta, con Rubio che torna in avanti quando mancano 10:24, 2-2 risultato. A terra il Luzzi, l'arbitro dice che si può proseguire, la pallina è per Cinquini, missile ancora di Cinquini, questa volta murato da Scuccato, la sfera per Rubio, Rubio deve uscire dalla zona buia, lo fa in questo momento il Forte Marmi con Festa, l'appoggio è per il Luzzi, pressing alto del Bassano, ancora il Luzzi, percussione, supera Coi, la mette al centro, poi al momento del tiro Muglia fa buona guardia, recupera sfera per i suoi, rimposta l'azione, era stato Festa disturbata in area di rigore, Muglia ancora, poi adesso c'è un fallo, rimane a terra Scuccato, lo scontro fra Scuccato e il Luzzi, dunque la punizione dovrebbe essere il blocco di Scuccato che poi ha subito anche il danno maggiore. Bisogna asciugare la pista, Giulio, e insomma il Bassano da quando ha messo dentro Coi è tornato decisamente più intraprendente, sembrerebbe proprio il giocatore che non può mancare. Eh sì, perché è un giocatore veloce, tira da fuori, rifinisce le azioni, è veramente molto molto pericoloso, ma del resto insomma lo sapevamo quando si era diffusa la notizia di un giocatore del suo calibro che arrivava in Italia, indubbiamente tutti hanno diciamo capito che razza di giocatore era quando poi l'hanno visto giocare, ma già di nome lo si conosceva. Comunque un primo tempo molto molto combattuto in cui le due squadre stanno creando tantissime palle da gol, lo state vedendo anche
E fra l'altro volevo segnalare l'ottima azione difensiva di Muglia, che già 2 o 3 occasioni che deve sacrificarsi indietro ma impedisce la conclusione ai giocatori del Forte dei Marmi. Per lui che è un attaccante puro, intanto si libera bene il Luzzi, il tiro va fuori. Per lui che è un attaccante puro è sicuramente un segno di grande maturità. Intanto la sfera è per Gual, Cinquini in pista insieme ad Illuzzi, a Giovannetti che tocca sfera, la serve a Mark Gual, poi scivola Gual, ne approfitta Ambrosio, rimposta l'azione su Coi, attenzione Coi per Cancela, l'indietro per Muglia, tanto luce verde per il time out del Bassano. Alla prossima interruzione 9:05 con la sfera per Mark Coi. Coi ancora, finta il tiro, poi il filtrante aggiunge Ambrosio nell'angolo, la sfera tornerà presumibilmente all'indietro ed è così per Coi che fa partire un tiro dritto per dritto, la paragnata, la serve per il Luzzi, da questi a Gual che si allarga fra 2 avversari, cerca di metterla al centro, non gli riesce, la sfera recuperata da Ambrosio ancora, poi in una qualche maniera la pallina è recuperata dal Forte dei Marmi con Cinquini ed Illuzzi, ci prova Cinquini, la stoppa Català, non c'è nessuno sulla ribattuta, anche perché Català la ferma proprio al limite della lunetta. Può dunque ripartire il Bassano con Ambrosio, all'indietro è Coi, il tiro accompagnato per il tentativo di spizzata che non riesce, Illuzzi, poi c'è il blocco in attacco dei rossoblù, il time out chiesto dal Bassano, gara ancora nervosismo in pista, vediamo Cancela che si lamenta con signore Chelsea. Time out, dunque 2-2 risultato, 5 falle a carico del rossoblù, a quota 3 il Bassano. Rubio al terzo, al nono scuccato, 9-15 Ambrosio, 9-26 Cinquini, poi per correttezza il blu uguale Amato per reciproche scorrettezze. Siamo dunque addirittura d'arrivo per quanto riguarda questo primo tempo, con le squadre che tutto sommato si meritano il pareggio. Sì, un primo tempo, come dicevo prima, molto combattuto, è stato buffo il siparietto fra Chelsea e Cancela, perché Cancela protestava e Chelsea faceva segno come per dire: ma guarda che la punizione è per la tua squadra, quindi non c'è niente da dire oltre quello. E infatti così è, perché si riprende con una punizione a favore del Bassano. Manca ancora abbastanza tempo per il primo tempo, prima della fine del primo tempo, esattamente 8 minuti e 11 secondi, quindi può succedere ancora di tutto. Decisamente di tutto, in considerazione anche che mancano 8 minuti alla fine del primo tempo, perciò insomma partita più che mai aperta, con Scuccato in possesso di sfera per Coi, per Cancela, per Ambrosio ancora, Ambrosio per Coi in orizzontale, ancora Ambrosio, la serve a Cancela, Cancela per Coi, Scuccata ancora, Cancela, sembrano voler aspettare gli ultimi secondi i giocatori del Bassano, la sfera recuperata dal Forte dei Marmi, Cinquini in possesso di pallina, la serve a Mark Gual, intanto il cambio, fuori Cinquini, turno di riposo per lui, dentro Pedro Gil, la sfera è per Ambrosio, per Giovannetti, attaccato, mantiene il possesso di sfera Giovannetti, dietro porta c'è il Luzzi, addomestica la pallina, poi serve Pedro Gil ancora, la mette in avanti per Gual ci prova di prima intenzione ma fa buona guardia a Català, dunque la sfera è per il Bassano che può tornare in avanti. 6:58 alla fine, con Pablo Cancella da questi ha Scuccato dall'altra parte per il numero 23 Coi, Ambrosio adesso, Scuccata ancora, attaccato ma è Cancela in possesso di pallina, cerca il filtrante al centro, buona guardia di Luzzi, la sfera recuperata, Gil ancora, missile di Gil, la parata del portiere sulla ribattuta, ancora Gil, va a riprendere sfera a Coi, ancora Gil per Mark Gual, addosso a sé Gual, ancora si libera Gual, mamma mia, cosa ha fatto la coppia Gual, il Luzzi e Tomè a dare una sfera col contagiri a Mark e Gual segna, eccolo là,
perfetto. 3-2 rosso-blu, primo vantaggio del Forte dei Marmi quando mancano 6:20. Dunque attenzione adesso alla reazione del Bassano, ma la sfera ancora per Gil. Gil ancora si ferma, ragiona, aspetta il piazzamento, a manovrare la GDS, e se il gol di Gual è stato perfetto, il passaggio di Luzzi direi che è stato un capolavoro. Senz'altro, è forse la posizione più bella del Forte dei Marmi in questo primo tempo, e fra l'altro di precisissima la conclusione di Gual, che non è un attaccante ma che quando tira sa dove mettere la pallina. Intanto si riprende con il Bassano in avanti, attenzione, il tiro smorzato, poi Gual si impossessa della sfera, ragiona, l'appoggio è per il Luzzi in profondità per Gil ancora per Giovannetti, dall'altra parte per Gil ancora, che adesso è l'uomo più arretrato, serve Marc Gual, si scambiano di posizione i due, poi la sfera schizza lontana, la recupera Scuccato per i suoi, può rimpostare su Ambrosio, Gual sullo stesso Ambrosio, impedisce la ripartenza del contropiede, adesso è Coi in possesso di pallina, da questi a Cancela, 5 minuti alla fine con Cancela per Ambrosio ancora al centro, il tentativo di deviazione che non riesce, poi Giovannetti, Gual, Gil, grande combinazione, tiro di Gil, impensierito il portiere, la sfera rimane lì ancora per Gil, che poi ancora col braccione Català è costretto a fare gli straordinari e tiene a galla, in questo caso mi sento di poter dirlo, il Bassano. Intanto fuori Coi, dentro Muglia, Ambrosio, tentativo velleitario, passa al lato, la recupera Giovannetti per i suoi, su di lui c'è però Cancela, toccato da Marc Gual, la punizione in favore del Bassano, e il sesto fallo di squadra da parte del Forte dei Marmi. 3 il Bassano, e c'è il suono della sirena, il time out dovrebbe essere stato chiesto, se non vado errato, dal Forte dei Marmi. Giulio. Sì, negli ultimi minuti effettivamente il Forte dei Marmi ha stretto i tempi, al di là del gol, veramente nell'azione precedente Català ha salvato il risultato quantomeno da una rete nella doppia conclusione di Gil, e la squadra sta prendendo quota. Vediamo se il Bassano opererà qualche aggiustamento per cercare di ridurre la veemenza offensiva del Forte dei Marmi, che mai come in questi ultimi 3-4 minuti è riuscita a mettere sotto anche a livello di gioco la formazione ospite. Vediamo Nunes che sta parlando con i suoi giocatori, lo stesso ovviamente avviene dall'altra parte con Gual e Martini, e vediamo come finirà questo primo tempo, che sicuramente promette ancora molte emozioni, anche perché si sono viste una quantità di tiri e di parate dei portieri veramente notevole da una parte e dall'altra. Intanto vediamo che si riparte con il Bassano in possesso di sfera, Bassano che è in pista con Català, Scuccato, Ambrosio, Muglia e Cancela. Risponde Gil, Gual, Gil, Gual, Giovannetti e Illuzzi. Ambrosio, dicevo, si porta molto lontano dall'area di rigore, probabilmente sperando in una ripartenza veloce delle sue. La sfera è per Ambrosio, dall'altra parte per Scuccato ancora in profondità, poi il tentativo di filtrante per Muglia che non aggancia ma mantiene il possesso di sfera, da questi a Scuccato ancora, la sfera intercettata da Gual, rilanciata per Illuzzi per Giovannetti finisce a terra in area di rigore, l'arbitro lo richiama, niente, richiamo per Giovannetti, che secondo l'arbitro, vediamo se abbiamo la possibilità di un replay, ma è stata un'azione velocissima, e segna anche il fallo di squadra a carico del Forte dei Marmi, che sale dunque a quota 7. Ma mi sembrava sinceramente, Giulio, che il tocco ci fosse stato. Sì, quantomeno non mi sembrava una simulazione, ecco, questo no, però forse si poteva disquisire se ci fosse rigore o meno, ma da lì alla simulazione non mi sembrava. Poi comunque sono discorsi accademici quelli che facciamo noi. Senza ombra di dubbio, 3:44 alla fine, dunque il risultato di 3-2 in favore del Forte dei Marmi. Muglia in possesso di sfera, da questi a Ambrosio,
Ambrosio che fa partire un missile che però è murato da Mark Gual, che riporta avanti Sfera. Gual all'indietro, la pallina rimane lì, non ci arriva a metà strada fra Giovannetti e Pedro Cil grazie all'intervento di Scuccato, e dunque il Forte Marmi mantiene il possesso della sfera, ma non era un'ottima occasione. Giovannetti si gira molto bene, l'appoggio è per il Luzzi che ci prova, il Luzzi tira ancora, la sfera per Giovannetti, ancora Català che fa da salvagente per la formazione del Bassano, ma ancora il Forte dei Marmi in avanti. La sfera ancora Català a smorzare la trama offensiva, poi il tiro di Scuccato è abbondantemente al lato, ma è ancora il Bassano che manovra. Scuccato, l'anticipo importante di Cil sullo stesso Scuccato, gli porta via sfera, dentro Rubio, fuori Giovannetti, autore della prima rete Xavi Rubio. Ancora per il tiro di Gual e ancora un intervento provvidenziale di Català. La sfera adesso in una qualche maniera intercettata da Pablo Cancela, che fa partire un filtrante lungo. La sfera è per Ambrosio che ci prova da posizione defilata, niente da fare. Il Luzzi per Rubio, fra 4 maglie giallo-rosse, ragiona Rubio, l'appoggio è per Gil, rimbalzo maligno, poi Gil se la porta via, serve il Luzzi da questi a Rubio, è un Forte dei Marmi che adesso manovra bene, e diciamo, e mi sento di dire senza tema di smentita, gli applausi del Palasport per il Forte dei Marmi. Mi sento di dire senza tema di smentita che se un giocatore è insostituibile nel Bassano in questo primo tempo è Adrià Català, veramente ha fatto cose egregie, se no il Forte dei Marmi sarebbe arrivato a ben altro risultato. Ancora partita più che mai in bilico, dentro Coi, fuori Scuccato, attenzione Coi per Cancela, Cancela ancora un primo e 10, dunque 70 secondi da giocare con Coi. Il tiro, la sfera poi in una qualche maniera recuperata da Gual, poi attenzione alla balaustra, la meglio però il Bassano, confusione totale del Bassano, sfera lunga per Gil, la ferma, la serve a Gual, in area Gual, ci prova in posizione defilata, niente da fare. Attenzione ad Ambrosio, da questi accogli il Forte Marmi adesso potrebbe anche ragionare in questi ultimi 36 secondi con Gual in possesso di pallina. Il tiro passa al lato di un soffio, la sfera è per Rubio che però sull'intervento difensivo di Muglia la perde, e dunque l'ultimo tiro sarà in favore del Bassano quando mancano 20 secondi. Ancora il Bassano con Coi per Ambrosio, 14 secondi. Ambrosio tenta il filtrante, c'è lì Gual che fa buona guardia, la spara lontana, 7 secondi. Ancora per Ambrosio e poi la mette al centro, ma c'è Rubio a fermare, suona e fischia l'arbitro. Dunque finisce il primo tempo sul 3-2 per il Forte dei Marmi. 7 falli a carico del Forte dei Marmi, a quota 3 il Bassano. Rubio al terzo minuto, al nono Scuccato dopo una manciata di secondi Ambrosio, al 9:30 Cinquini, poi il gol al 19esimo di Gual, fa 3-2 rossoblu che poi da lì in avanti io penso che strameritino il vantaggio, anzi forse rimane stretto. Sì, diciamo un primo tempo con una prima parte in cui il Bassano ha giocato alla pari, forse anche qualcosa anche in più. Nella seconda parte del primo tempo c'è stato veramente un Català strepitoso, almeno 4-5 circostanze che ha limitato a uno solo il gol di distacco. Vediamo, è un secondo tempo che si preannuncia molto interessante, perché ci sarà da vedere se il Forte Marmi continuerà sul falsariga della seconda parte del primo tempo, quindi schiacciando la formazione ospite, oppure se il Bassano riuscirà a riemergere come aveva saputo fare nella prima parte della prima frazione. Bene, io ringrazio l'amico Giulio Arnogliari per il commento, ringrazio l'amico Giuseppe Nardini per le riprese, la regia e tutto quello che può. Saluto ovviamente il nostro regista che ci segue da casa, Simone Polacci, e dunque ci risentiamo per il secondo tempo. Da parte di Fabrizio Ercolini per il momento è tutto, la linea torna alla regia.
Bene, torniamo in diretta qua dal Palahockey di Forte dei Marmi, squadra in pista, Català, Coi, Amato, Cancela e Ambrosio, dunque il quintetto con cui si è iniziato. Dall'altra parte stesso quintetto di partenza con Ignata, Rubio, Gil, Gual e Illuzzi per 25 minuti che, ricordo, ripartono dal 3-2 in favore del Forte dei Marmi. Forte dei Marmi che però si sta avvicinando pericolosamente a quota 10 per quanto riguarda i falli di squadra, al momento è a 7, mentre il Bassano sarà adesso a quota 4, dunque la punizione in favore del Forte dei Marmi. Battuta in questo momento, Rubio in possesso di sfera per il Luzzi, Forte dei Marmi che deve mantenere l'intensità con cui ha chiuso il primo tempo se vuole aver ragione di un Bassano che è decisamente importante, soprattutto là davanti. Attenzione che riparte Cancela da questi accoi, il missile murato da Illuzzi che riporta sfera in avanti per Gil per Illuzzi che va alla conclusione, impegna severamente il portiere Català, poi va a riconquistarsi sfera. Dunque ancora 40 secondi nell'autonomia dei rossoblu per andare alla conclusione. Gil in possesso di pallina, all'indietro per Gual, in orizzontale per Xavi Rubio ancora per Gual nello stretto, Gual che fa partire un filtrante, doveva servire Gil ma c'è l'anticipo poi di Gil su Ambrosio che era tornato in possesso di sfera, e Luzzi per Gual, ancora Gual in percussione fra due avversari, poi è costretto a fermarsi, si trova davanti il compagno Illuzzi che era nel frattempo caduto a terra. Gil va alla conclusione, impegna severamente Adrià Català, continua la saga delle parate del portierone spagnolo. Adesso attenzione che è il Bassano che torna in avanti, Coi per Amato, da questi a Cancela per Ambrosio, c'è il tocco del portiere, la sfera rimane lì, Ambrosio la riporta via, la dà in profondità per il tentativo di Coi dalla lunga distanza, la deviazione di Riccardo Ignata, la sfera che finisce fuori dal rettangolo di gioco, e mi pare, Giulio, che si è ripartiti da come si era lasciato. Sì, comunque un Forte dei Marmi che ha già creato una buona occasione, imitato adesso da Coi dalla grande distanza, e sì, chiaro che è una partita diversa dalle due che abbiamo visto, no? Nella prima parte della stagione, sia la vittoria del Bassano, intanto una girata di Amato fuori, contratta da Illuzzi, sia quella di Coppa Italia, e era anche forse prevedibile perché poi il divario fra queste due squadre non è quello che si è visto in quelle due partite, forse quella più veritiera è questa, ecco, almeno per il momento. Intanto la sfera schizza lontana, dunque Rubio la rilancia in profondità dove c'è Gil, ma Ambrosio è in anticipo, poi Gil cerca di andarsene a prendere sfera ma se ne va. Attenzione Coi al centro, provvidenziale il tocco di Gual che la toglie praticamente dalla stecca di Cancela, che era stato servito molto bene da Coi in velocità. Dunque sfera fuori dal rettangolo di gioco, punizione in favore del Bassano che può dunque usufruire di questa punizione. Ambrosio in possesso di pallina, cerca un compagno, lo trova in Cancela per Coi, tira accompagnato, è Amato a fermare la sfera del compagno. Adesso è Luzzi, percussione per lui fra due avversari, il tiro di Luzzi contrato, Ambrosio recupera la pallina, la rilancia in profondità, attenzione Cancela, il giochino di Cancela, poi finisce a terra Cancela, non c'è fallo, Rubio recupera la sfera per i suoi, esce dalla zona boia Rubio, percussione, il missile di Rubio, la sfera rimane lì, ci prova il Luzzi in seconda battuta ma ancora Català, attenzione al tentativo di Cancela fuori dallo specchio della porta, incrocia Gil e Gual, la sfera è per Rubio, tiro di Rubio dritto per dritto, la para Català ma è Marco Gual a recuperare sfera per i suoi. Ancora, intanto se non ho capito male chiede il cambio Cancela, il Luzzi poi non riesce a liberare entro i 5 secondi, c'è la punizione in favore del Bassano. Tentativo di passaggio al centro, Gual fa buona guardia, la recupera Domenico Illuzzi per i suoi, ancora Gil per Domenico, all'indietro per Rubio, ancora per Gil, attenzione però al contropiede che scatta velocissimo con Coi,
Coi si gira, si immola, Gil prende una pallata in una coscia ma riesce a resistere, poi c'è il blu per Coi che va ad atterrare Gual, lanciata a rete, vediamo. C'è dunque, quando sono passati 3 primi e 50, il blu a Coi e la punizione di prima affidata a Gual. Giulio, mi pare che insomma ineccepibile. Sì, senz'altro, anche perché fallo da dietro, oltretutto era anche lanciato verso la porta, quindi vediamo adesso se c'è da asciugare la pista. Gual riuscirà a ripetere il pregevole tiro diretto che ha trasformato nell'altra partita contro il Bassano, se non vado errato, quello nel finale mi pare, sì. Intanto ancora non viene messa la pallina nel punto giusto, proprio perché ci sono gli inservienti ad asciugare la pista. Come vedete sono passati 3 minuti e 50 secondi all'inizio del secondo tempo. Il Forte Remam avrebbe la possibilità di raddoppiare il proprio vantaggio. Intanto è tutto pronto adesso, Gual contro Català, e non è affatto facile né da una parte né dall'altra. Il cenno dell'arbitro, parte Gual, si ferma Gual, beh ragazzi, tutto quello che sembra impossibile lo fa diventare di una semplicità infinita. Si è fermato davanti al portiere, rivediamolo, si è fermato, ha aspettato, ha guardato quello che faceva e l'ha messa là dove non poteva arrivare. Mamma mia, va bene. Questo, nonostante queste esecuzioni, anche lui ne sbaglia qualcuno, tiri diretti, a conferma che nell'hockey non è come nei rigori del calcio, è molto più difficile, però certo che quando vengono fuori queste cose, insomma, sono veramente molto molto belle da vedersi. Come dicono i cronisti bravi, questo è quello che vale il prezzo del biglietto. Buon per voi che l'avete pagato e siete venuti a vederlo. Intanto è Gil che recupera la sfera, Gil ancora per il Luzzi dopo il tocco di Rubio, Rubio ancora per Gual. Adesso il Forte Remam accelera forse per cercare di sfruttare anche il momento negativo del Bassano. Gil ancora, ricordo Forte Remam a quota 7 per quanto riguarda i falli di squadra, a quota 4 il Bassano. Tanto c'è la pallina toccata fuori dall'area di competenza da parte di Català, se ne guarda bene De Gual dall'accelerare per andarla a riprendere, prende la punizione, rischiata, già partiti. Rubio dietro per il Luzzi per Rubio ancora per Gual, per Rubio, dietro porta, si ferma, aspetta il piazzamento, trova Gil, accelerazione di Gil, la serve per il Luzzi, poi arriva Muglia che fa una buona fase difensiva, attenzione Muglia la conclusione, si impegna il portierone rosso-blu, sfera fuori dal rettangolo di gioco, la punizione in favore del Bassano. Quando mancano 19:45, 4-2 adesso il risultato in favore del rosso-blu. 7 falli a carico del Forte Remam, a quota 4 il Bassano. E volevo, Giulio, analizzare anche la gara di Luzzi, che se è vero che non segna tantissimo come nelle stagioni passate, è anche vero che fa un lavoro oscuro importantissimo. Sì, infatti non solo fa assist, fa movimento, e poi è chiaro che è un giocatore che non può mai essere lasciato solo dagli avversari, quindi si attira anche la marcatura che magari consente a qualche suo compagno di avere un pochino più di libertà. Cioè, certamente è un elemento che secondo me sta anche giocando un po' più indietro rispetto a quello che ha fatto negli ultimi campionati a Lodi, quindi anche per questo poi il suo rendimento in termini di reti non è pari a quello delle ultime stagioni. Intanto ci va molto vicino il Luzzi, ma la sfera è per il Bassano che torna in avanti. Gil si butta a terra pur di fermare l'avversario, la sfera è per il rosso-blu con Rubio che supera il primo, poi cede all'indietro per Gil per il Luzzi ancora, sfera all'indietro, Rubio inesauribile, supera un avversario, la dà in profondità per il Luzzi, da questa Gil, incrociano i due,
ancora Gil, Illuzzi, Gil nello stretto per Gual, da questi a Illuzzi, fraseggia bene il Forte dei Marmi fra le maglie rosse e gialle, poi ci prova Illuzzi ma è murata, attenzione, Muglia per il tentativo di Ambrosio che passa al lato, non trova la porta, la sfera è lunga, va a recuperarla Pedro Gil, da questi ad Illuzzi, per Gil ancora, per Rubio, Gil al limite dell'antigioco, intanto si prepara Cinquini all'ingresso, si ferma Gil, serve Illuzzi per Gual, ancora la sfera per il rosso-blu, Gual, poi finisce a terra Gual, l'arbitro dice che non c'è fallo, la sfera dall'altra parte con Ambrosio che può tornare in avanti per i suoi, attenzione perché la gara è tutt'altro che finita, 4-2 è nulla nell'hockey su pista, soprattutto quando mancano quasi 18 minuti alla fine della partita. Intanto turno di riposo per Gil, entra Cinquini, la sfera, Cinquini autore del gol del pari del 2-2 al 9:30 del primo tempo. Rubio che l'aveva sbloccata nel primo tempo, ancora Rubio, sfera per Illuzzi, Illuzzi davanti a sé, Ambrosio riesce a servire comunque in una qualche maniera Rubio, da questi a Cinquini per Gual, l'accelerazione, poi la sfera schizza lontana, non c'ha problemi a spararla fuori, poi una carambola incredibile, vediamo il portiere Gnata, aveva cercato di spararla fuori dallo specchio del quadrato di gioco e in effetti c'era riuscito, la sfera è rimbalzata sulla rete, torna in pista, la vediamo, diventa un assist per un gol rocambolesco, forse anche con l'aiuto di un pattino, ma di fatto accorcia le distanze, il gol se non vado errato è di Scuccato. Giulio. Sì, a me è sembrato Coi, però non lo so se non è neanche in pista, non lo so, perché no, non c'è neanche, quindi è Scuccato senz'altro. E dicevo sì, un'azione molto fortunosa in cui c'era stata un po' quella pallina pericolosa su cui Gnata si era avventato proprio cercando di allontanarla, il problema è che ha picchiato nella rete, è ritornata proprio sulla stecca di Ambrosio che l'ha messa in aria, Gnata stava rientrando ma Scuccato era già piazzato e ha messo dentro. Tutto da rifare, 4-3, ancora il Forte dei Marmi in possesso di pallina con Illuzzi, accelerazione, supera un avversario, va alla conclusione che passa al lato, la sfera è ancora per il Forte dei Marmi, all'indietro per Illuzzi, da questi a Rubio, partenza di Rubio, Cinquini per Illuzzi ancora, per Rubio, Gual in profondità, e Illuzzi toccato da Scuccato, l'arbitro dice che si può proseguire, ancora Cinquini, Rubio, passaggio per Gual, spalla alla porta, riesce a servire comunque Illuzzi, adesso nell'angolo, siamo Buila, la sfera schizza lontana, va a recuperarla Marc Gual, ma non riesce a liberarsene prima dei 5 secondi, dunque la punizione in favore del Bassano, vertice basso alla sinistra di Riccardo Gnata, chiesta la distanza, bisogna attendere il fischio dell'arbitro, fischia in questo momento, attenzione, Cancela per Scuccato, il missile di Scuccato fa 4-4, ancora lui trova il tiro dalla lunghissima distanza, è tutto in parità quando mancano 15:33, lo rivediamo, mi sentirei anche di dire incolpevole Riccardo Gnata, da casa sua ha tirato e ha segnato. Sì, anche perché poi mi pareva anche coperto, ma insomma a parte quello, il Bassano è ritornato prepotentemente in partita, a dimostrazione che questa sera è un'altra squadra rispetto a quella dell'altra sera, quantomeno a livello di testa, e è chiaro che adesso l'inerzia della gara va dalla parte della formazione ospite che ha rimontato 2 reti
cosa tutt'altro che facile, anche se continuo a sostenere io che il Forte dei Marmi non ha l'attenzione difensiva che avevamo visto nelle partite con il Bassano, l'altra di Coppa, e con il Trissino. Intanto ancora 5 secondi, la punizione in favore del Bassano, che continua a lamentarsi con capitano Amato nei confronti del signore Chelsea, che sembra addirittura scocciato di dover sentire, si appoggia alla palavustra facendo no con il capo, non so cosa chiedesse ovviamente. Di fatto la punizione in favore del Bassano, che prova ancora il tiro dalla distanza, ma la sfera è recuperata dal Forte dei Marmi. Poi c'è un po' di confusione, dunque il fallo e il cartellino blu a Cinquini e a Muglia. Blu a Muglia e a Cinquini per scorrettezza, il time out in favore del Forte dei Marmi. È già la seconda volta che gli arbitri cacciano due giocatori in contemporanea, segno che c'è decisamente del nervosismo, e questo è ancora un blu per Muglia, che ha un gesto di stizza. Dunque sono due cartellini blu per Muglia, perciò nella migliore delle ipotesi sono 4 minuti di espulsione per il giocatore e 2 di inferiorità numerica per il Bassano, perché la prima espulsione era contemporanea, quindi non c'era inferiorità. Gli altri 2 minuti li ha presi in panchina e quindi dovrebbero esserci 2 minuti di superiorità numerica per il Forte dei Marmi, senza ovviamente tiri piazzati, perché la seconda espulsione è arrivata quando Muglia ha avuto un gesto di stizza e era già in panca puniti, quindi questo dovrebbe essere in questo momento, vediamo, quindi dovrebbe essere il Forte dei Marmi con parità numerica e invece il Bassano con un uomo in meno. Il Bassano con un uomo in meno non lo vedo, il Forte dei Marmi lo vedo per il momento anch'esso con un uomo in meno, e non è che mi tornino molto. La prima espulsione avrebbe dovuto consentire ai due giocatori di rientrare perché espulsi a gioco, no, forse per il discorso del gioco, intanto vediamo. Ecco, i Forte dei Marmi sono in 3 in pista e dovrebbe rientrare comunque un giocatore rosso-blu, se non vado errato, perché l'espulsione simultanea dovrebbe poter sostituire i giocatori. Beh, insomma, chiederemo lumi poi a chi di dovere. Di fatto si riprende a giocare 3 contro 3, Forte dei Marmi in pista con il Luzzi. Poi sono 2 minuti e 2 minuti, non ci sono più, quindi non ha avuto il doppio blu allora, perché prima avevo visto 4 minuti Muglia, invece ora sono 2 minuti e 2 minuti, allora però non capisco perché sono con l'uomo in meno a questo punto. Boh, vabbè, non mi torna molto, perché se erano ora tolgono di nuovo il numero, vabbè, si è ricominciato a giocare e addirittura sembra che il Bassano non abbia espulsi, perché è spento il cartellone, il quadro dalla parte degli espulsi del Bassano, però Muglia è in panca puniti. Bene, intanto è il Forte dei Marmi che torna a giocare, il Forte dei Marmi che è in pista con Rubio, uguale il Luzzi, risponde Scuccato, Ambrosio e Cancella. Attenzione, 2 contro 1, Cancella, si salva ancora Riccardo Gnata, la sfera adesso è per Rubio per il Luzzi, è gara più che mai in equilibrio. Intanto pronta il cancello Festa, ancora la sfera però recuperata da Ambrosio per i suoi, poi finisce a terra Ambrosio, tocca sfera da terra, la punizione in favore del Forte dei Marmi. Battuta in questo momento, Rubio per Gual, il tentativo di Luzzi che viene punito con il fallo di squadra da parte di Chelsea.
probabilmente gioco pericoloso sul portiere. Attenzione, ancora il Forte dei Marmi deve difendersi anche dal tentativo di Ambrosio. La sfera è recuperata, ancora la pallina per Xavi Rubio, supera l'avversario Rubio al centro, niente da fare, scatta Ambrosio solo contro il Luzzi, va la conclusione altissima, la recupera Marc Gual. Ancora Gual in possesso di pallina per Xavi Rubio, che deve aspettare oramai 10 secondi per il rientro del quarto uomo, che dovrebbe essere nello specifico forse Festa, esatto. Adesso il Forte dei Marmi ha 2 minuti di superiorità numerica. Ancora Gual in possesso di pallina, ovviamente bisogna poi sfruttarle le superiorità numeriche, non è mai facile. Ancora per Gual, per Festa, si accascia sulla sfera Català, la ferma con la schiena, era riuscito a superarlo sotto gamba ma si riprende con l'ingaggio. Ancora spento il cronometro della punizione del Bassano. Dunque ancora il Forte dei Marmi, superiorità. Gual in possesso di pallina per Ambrosio, Ambrosio attaccato per Gual ancora, aspetta il piazzamento dei compagni, Festa, Gual per Rubio, ma si chiude bene il triangolo difensivo del Bassano, che recupera la sfera con Cancela, la dà lunga ma c'è l'anticipo di Gual. Gual ancora per Rubio, supera l'avversario, va alla conclusione, sfera deviata dal portiere, ma l'arbitro dice che si può proseguire con il Bassano in possesso di pallina, che la dà lunghissima, la recupera subito Festa, riporta avanti i suoi. Ancora per Rubio, missile di Rubio, parata del portiere Català. Ancora Rubio in possesso di pallina, da questi a Gual, ancora Gual per Rubio, per Gual, per il Luzzi, il tiro di Luzzi murato, ancora il Luzzi in possesso di sfera, la serve a Gual, la conclusione fermata dal portiere, poi la recupera Ambrosio che porta avanti il Bassano. Attenzione, Ambrosio se ne va, la sfera è però fermata da parte di Gual, che può tentare l'ultimo assalto dell'inferiorità numerica o perlomeno lo immagino io, perché non avendo il cronometro delle espulsioni non sappiamo quando rientrerà Coi. Intanto c'è Ambrosio, entra Coi ma a fargli spazio a Scuccato. Entra Gil per il rosso-blu, a fargli posto è il Luzzi e si torna in parità numerica, dunque nulla e niente di fatto, Giulio. Sì, no, devo dire che mi pare che la rete del 4-4 per come è venuta abbia abbastanza sbalestrato il Forte dei Marmi, che prima di quella era più organizzato, poi ha un po' perso la capacità di ragionare anche in questa superiorità numerica, ha perso 2 volte la pallina, e la superiorità numerica, come avete visto, è scattata dopo, perché prima c'è stata l'espulsione contemporanea e quindi 2 minuti con entrambe le squadre con un uomo in meno, e poi invece la superiorità numerica del Forte dei Marmi per i secondi 2 minuti che aveva subito Muglia quando era andato in panchina. Comunque 10 minuti e 59 e Ambrosio mette la palla in tribuna e si riprende con la rimessa in gioco in favore del Forte dei Marmi. Gual, Rubio, Gil e Festa, dall'altra parte Coi, Ambrosio, Muglia e Cancela, battuta in questo momento. Rubio in possesso di pallina, da questi a Gual, Gual attaccato, ancora Gual in possesso di sfera, deve uscire dalla zona buia, l'arbitro non fa in tempo Gual a uscire, l'arbitro dunque fischia 5 secondi.
c'è la punizione in favore del Bassano. 10:44, una vita da giocare, partita praticamente in parità, 4-4. La differenza vera sono i falli di squadra. Il Forte delle Marmi è carico a quota 8, mentre a quota 4 il Bassano. Adesso Gil passa al lato di un soffio, la sfera rimane lì, la recupera Coi, la rilancia per Muglia, ma poi c'è Gil che si intromette, porta avanti sfera per i suoi, ancora Gil, la conclusione è ancora Muglia, che in fase difensiva è importantissimo per questo Bassano. Recupera pallina da questi a Coi, la sfera è per Ambrosio ancora, 10:13, attenzione a Coi per Muglia, sfera all'indietro, Ambrosio dall'altra parte, Coi in profondità per Muglia cerca di liberarsi, poi un filtrante che non riesce per intervento difensivo di Festa, il missile di Festa, la deviazione, sfera che rimbalza, Festa ne torna in possesso, poi la serve a Gual in area di rigore, ma è solo all'indietro per Gil, per Gual, per Gil, non si intendono i due, la recupera Coi, porta avanti sfera per i suoi, la pallina è per Muglia da questi Ambrosio che ci prova sotto gamba, la pallina però è intercettata dal portiere, rilanciata per Festa per Xavi Rubio poi si ferma, ragiona, serve per il gol di Gual. Signori, tutti in piedi, è Sua Maestà Marc Gual e non ce n'è per nessuno. Un gol straordinario, rivediamolo, eccolo qua, la prendo, la alzo, la schiaccio e la segno. 5-4 e questo vale il prezzo del biglietto anche della prossima gara. Giulio. Sì, gran gol veramente, c'è poco da dire, e tenete conto che insomma nominalmente Gual sarebbe un difensore, però è veramente un pezzo di bravura, tutto il palazzetto in piedi, grandissima prodezza, schiaccia la pallina e poi la mette all'incrocio dei pali. Gran gol, vediamo se basterà al Forte dei Marmi per portare a casa i 3 punti, perché il Bassano non ci sta. Sicuramente non ci sta, e sicuramente c'è anche quegli 8 falli che vanno a pesare sull'economia della gara quando ne mancano 8 minuti e 51. Dunque è ancora molto da giocare, ma il gol di Gual, la punizione prima, il gol dopo fanno una doppietta che veramente merita, stramerita, altro che prezzo del biglietto. Giocatore di classe immensa. Ancora la sfera è per Cancela per Muglia, adesso se la giocano larga nel tentativo di trovare il tiro, ci prova adesso, bravo Riccardo, è un intervento che vale un tiro diretto. Adesso è Gual ancora, poi messo giù da Cancela, l'arbitro dice che si può proseguire. Muglia in possesso di pallina, Festa su di lui, Muglia ancora, tentativo di passaggio, poi lo scontro fra Festa e Muglia, si tocca un orecchio Muglia, si tocca la testa Festa, probabilmente hanno fatto azzuccate, perché se mai ci fosse Cancella che va a mettere un po' di sale sulle ferite, a chiedere chissà cosa all'arbitro, che in realtà ci ha fischiato e ha segnato il fallo di squadra a carico del Forte dei Marmi. Intanto Forte dei Marmi a quota 9 falli di squadre e c'è il time out, e ne approfitto per l'ultimo saluto personale, concedetimelo Giulio, tanti auguri Robè, ci sentiamo domani, e a questo punto espletata anche questa mia ultima personalissima cosa, vediamo quello che sta succedendo in pista, perché si rischia veramente di far diventare la gara molto molto difficile dal punto di vista fisico in questi ultimi 8 minuti. Sì, anche perché poi al di là di quello ci sono giocatori che insomma hanno un bel carattere sia da una parte che dall'altra, e c'è un risultato in equilibrio con il Forte dei Marmi a 9 falli, che sta utilizzando adesso il suo time out, per cui ha un solo fallo di distanza da un tiro diretto che potrebbe ristabilire di nuovo la parità, salvo che poi dopo non ci sia anche qualche cos'altro, perché poi non è che stiamo qui fermi in attesa del fallo e basta, perché c'è anche una partita estremamente combattuta e vivace da una parte all'altra, come state vedendo. È sicuramente, ripeto, di gran lunga la partita più equilibrata in questa
stagione fra Forte dei Marmi e Bassano. Vedevo Coi che si scambiava alcune opinioni con Festa in maniera abbastanza colorita. Intanto Forte dei Marmi che cambia ancora, fuori Gual, dentro Cinquini, dunque riposo per il supercampione. La sfera in pista si riprenderà con la punizione in favore del Bassano. 8:10 alla fine, più che mai aperta la gara, tutto da fare. 5-4 il risultato, 9 falli per il rossoblu, a quota 4 il Bassano. La sfera recuperata da Festa, ancora Festa in possesso di pallina, la serve a Rubio. Rubio supera in un primo momento l'avversario, poi serve Cinquini. Cinquini per Gil, Rubio ancora, pressing altissimo della formazione del Bassano. Festa in possesso di pallina, all'indietro per Rubio, in orizzontale per Gil. Gil che aspetta il piazzamento dei compagni, poi serve ancora per Rubio. Rubio il passaggio, la sfera che finisce in area di rigore, ma è Ambrosio il più veloce a riconquistarla per i suoi. Ambrosio che poi va alla conclusione, ma c'è Gil in anticipo, Gil e Festa. Gil per Festa, poi ci mette il guantone, forse anche un contatto, di fatto non c'è fallo. Siamo dall'altra parte con la conclusione che passa al lato, la sfera recuperata però ancora, si impenna in area di rigore, pallina all'indietro, Coi, occasioni da una parte e dall'altra. Dunque sfortunati gli attaccanti di qui e di là, con Coi in possesso di sfera. Ancora per il tentativo dalla lunga distanza, è un po' il leitmotiv del Bassano, provarci da fuori per le ribattute dei suoi punteri. Adesso è Rubio in possesso di pallina, su di lui c'è Cancela. Rubio ancora, sfera all'indietro per Gil, 6:38, Gil per Festa. Sergio Festa in orizzontale, ancora Rubio dopo il tocco di Gil, la percussione di Rubio, poi l'appoggio è per Gil, accelerazione di Gil, tentativa al centro per Cinquini, la parata del portiere, il rilancio da parte di Cancela per Ambrosio, il missile di Ambrosio intercettato, la sfera è per Cinquini che può andare in avanti ma ha due avversari contro. Rubio supera Amato, poi si rifugia all'angolo, il passaggio al centro per Cinquini che lo tocca a una mano ma fuori dallo specchio della porta. La sfera è ancora rosso-blu con Gil per Festa per Rubio, poi c'è il fallo dei 5 secondi, attenzione Cancela, la mette al centro per Ambrosio che non arriva all'appuntamento per l'intervento difensivo di Cinquini che avanza. Cinquini ancora si ferma, aspetta il piazzamento dei compagni dall'indietro a Rubio. Rubio ancora a 5:40, può manovrare per il Forte dei Marmi. Ancora il Forte dei Marmi che deve anche effettuare una difesa un po' più tranquilla. Intanto c'è il time out chiesto dal Bassano. Dicevo, i 9 falli ovviamente vanno anche a pregiudicare la difesa del Forte dei Marmi. Adesso è Gnata che tiene a galla il rosso-blu, impedisce il pari a Cancela e siamo dall'altra parte con Rubio, da questi a Festa per Gil, per Rubio ancora, esce dalla zona buia con una sfera in profondità per Festa, all'indietro Gil, dall'altra parte c'è Rubio che ha un'autostrada, poi scuccato, si mette in mezzo, ci prova, filtrante per Festa, non riesce ad arrivare all'appuntamento per l'intervento di Català. Ancora Festa in area di rigore, spintonato, messo giù, è rigore sacrosanto. Coi si arrabbia ma c'è poco da discutere, spintonato nel momento in cui sarebbe andato ad insaccare e c'è il time out chiesto dal Bassano, lo rivediamo, eccolo qua, non solo la stecca davanti ma anche una spallata, hanno fatto sportellate e ha vinto fisicamente Coi, ma dal punto di vista sportivo Festa va poi a prendersi il turno di riposo, entra Luzzi, probabilmente lo specialista per i rigori è Giulio. Sì, partita molto combattuta come si vede bene dalle immagini, due squadre che tutte e due stanno cercando di
superarsi, e due squadre che hanno i mezzi entrambe per superarsi, perché abbiamo visto delle grandi parate da una parte e dall'altra su tiri che sembravano diretti in fondo alla porta. Ora il Forte dei Marmi ha una grossissima occasione per riportarsi in doppio vantaggio, cosa che aveva già fatto ma che non era bastata. Vediamo chi è l'incaricato, ci sono Illuzzi e Cinquini, probabilmente è Illuzzi che si incarica del tiro, vediamo un po', sì, Cinquini sta rientrando e si riprende con il rigore di Domenico Illuzzi, altro giocatore che insomma in questa specialità, in questo tipo di esecuzione è piuttosto bravo. Vediamo un po'. Català comunque stasera ha fatto delle cose straordinarie e quindi non ci sarebbe da meravigliarsi se riuscisse a parare anche questa. Illuzzi contro Català, tutto pronto, il tiro, la para infatti Català, dunque sfuma l'occasionissima per il rosso-blu. Attenzione adesso al contropiede del Bassano, si schiera il Forte dei Marmi, Gil recupera sfera per i suoi, Gil ancora per Illuzzi, sfera in profondità per Cinquini, Cinquini fa fuori Ambrosio, la palla all'indietro per Gil, dunque a 4:20, 5-4 il risultato. Non riesce Illuzzi nella trasformazione, ma stasera Català veramente ha fatto vedere tutto il proprio valore. Del resto non si vincono gli scudetti se non si siamo a quei livelli, e Català insomma sappiamo scudettato con il Lodi. Ancora Gil in orizzontale per Rubio, Rubio ancora addosso a sé Ambrosio, scusate, Scuccato, poi arriva Ambrosio, spezza la trama offensiva, rilancia per Cancela, 3:43, Coi in possesso di sfera per Scuccato, per Cancela ancora, Cancela cerca un compagno, lo trova in Scuccato, il tiro di Scuccato, la parata del portiere, la sfera recuperata da Rubio, servita a Illuzzi, Illuzzi in avanti per Gil, per il tentativo di Ambrosio, scusate, la parte difensiva di Ambrosio sul tiro di Rubio, la sfera all'indietro ancora per Ambrosio, il più arretrato dei suoi, i 5 secondi, cerca di scaricare l'Ambrosio, non gli riesce, la punizione in favore del Forte dei Marmi, il time out chiesta ancora dal Bassano, mancano 3:10. Ovviamente adesso Luis Nunez cercherà di far di tutto per arrivare al pari. Dunque partita infinita, veramente emozioni da una parte e dall'altra, in vantaggio il Forte dei Marmi per forse maggiore cinicità, anche se un pizzico di fortuna in più ci avrebbe consentito con Illuzzi durante il rigore, ma Català è stato bravissimo a toglierla dall'angolo. Eh sì, un finale ancora molto molto incerto, anche perché come più volte abbiamo sottolineato il Forte dei Marmi ha 9 falli. È chiaro che i portieri sono bravi, ma non è detto che se arriverà il 10° fallo del Forte dei Marmi Ignata riesca a fare quello che ha fatto prima Català su tiro di rigore. Fra l'altro io continuo a pensare che sia più difficile il rigore che il tiro diretto, perché il tiro diretto, se uno sa muovere bene la pallina, se la può creare lo spazio, però insomma queste sono le regole. Fra l'altro, ironia della sorte, pare che Català non sia il portiere possa non essere il portiere del Bassano il prossimo anno. Certo che se lo hanno visto giocare stasera, intanto gioco fermo e c'è l'espulsione di Coi, è la seconda volta, quindi ancora 2 minuti per Coi. Come Muglia è stato espulso per 2 volte. E una partita decisamente nervosa, come si nota dal numero dei puniti, e quindi adesso Gual di nuovo alla possibilità di sfruttare il tiro diretto. Vediamo, no? Ho detto prima che forse è più facile i rigori, vediamo se c'è il tiro diretto, volevo dire, vediamo un po'. Comunque 3 minuti e 03 e Gual al tiro diretto. Senza ombra di dubbio è più facile anche a mio avviso il tiro diretto, ma il Català di stasera è veramente impressionante. Vediamo se Gual riuscirà a compiere la nuova magia e a dare un minimo di serenità alla propria formazione. Gual ancora, questa volta è bravo Català a non sedersi e a fermare il tiro, e siamo dall'altra parte. Attenzione che la sfera è ancora per il Bassano, adesso se ne impossessa Illuzzi
pressing altissimo del Bassano in inferiorità numerica. Il fallo di Scuccato su Illuzzi vale il quinto fallo di squadra, la punizione in favore del Forte dei Marmi. Illuzzi in possesso di sfera, da questi a Rubio. Forte dei Marmi che può arrivare praticamente a un minuto dalla fine in superiorità numerica se non va a segnare. Ancora Gil per Gual, per Illuzzi, per Rubio, attaccato, Rubio per Gual, ancora Gil, la percussione di Gil, si ferma, serve Gual per Rubio, Rubio ci prova, la sfera smorzata, la pallina colpita dal portiere, poi torna sulla stecca di Illuzzi, ma c'è Ambrosio che se la porta in avanti, poi è Gil che gli porta via sfera, Gil ancora per Illuzzi, Illuzzi per Gil, si ferma Gil, non va a rischiare il tiro a 1,49 con 46 secondi ancora di superiorità. Probabilmente cercheranno negli ultimi secondi di sfruttare la superiorità che a noi sembrerebbe logico andare a concludere. Poi c'è l'arbitro che va a intercettare la punizione in favore del Bassano che torna in avanti. Attenzione, Cancela in possesso di sfera, finisce a terra ma non c'è fallo. Poi Ambrosio che caparbiamente ma commettendo il quinto fallo di squadra, anche se a mio avviso dovrebbe essere il sesto. Attenzione, Illuzzi a tu per tu con Català, ma l'arbitro dice che è stata battuta con la sfera in movimento. Signor Rago, se non vado errato, fa ripetere la punizione. Un primo e 21 alla fine della gara, 5-4 il rosso-blu. Un primo e 21 con 19 secondi di inferiorità ancora per il Bassano. È stata toccata a sfera, dice, e dunque rettificato in questo momento. Sono 45 i secondi in favore del Forte dei Marmi, mentre il cronometro segna 1,18. La sfera è per Rubio, Rubio ancora, il fallo dei 5 secondi. Cancela che si lamenta con l'arbitro, voleva il 10° fallo e c'è l'ammonizione verbale a Cancela che poi fa un applauso all'arbitro e rischia veramente tantissimo, continua a brontolare. E qui vediamo, sono 6 secondi di superiorità per il rosso-blu. La sfera è per Cancela, Cancela ancora, tenta la percussione, tentativo di filtrante, attenzione per Ambrosio che arriva fino in fondo ma troppo addosso al portiere, sfuma l'inferiorità numerica. Attenzione che c'è un grande Gnata e un grandissimo Illuzzi, da questi a Gual. Gual deve uscire dalla zona pericolosa, lo fa servendo Illuzzi che la dà lunghissima per un Gil quando mancano 35 secondi. Attenzione, Scuccato Ambrosio, il tentativo, la sfera è altissima, l'arbitro dice si può proseguire. Ancora però il Bassano che trova in una qualche maniera la sfera, il tiro, Gual fa muro, ancora la sfera al centro, Gual la butta via, 12 secondi, bisogna andare a prenderla lassù ragazzi, 8 secondi il tentativo dalla lunghissima distanza. Poi c'è il fallo di Riccardo Gnata a 5-0-2, non è ancora finita, c'è la punizione in favore del Bassano. Cancela che cerca e fa sportellate in area di rigore, la sfera all'indietro, Coi per Ambrosio, finisce qua, è un Forte dei Marmi che seppur soffrendo si dimostra grandissimo con quello che è forse l'uomo più premiato e più vincente di questa squadra, Marc Gual, che realizza una doppietta importante nel momento importante. E dunque 5-4 finisce il gol. Rubio nel primo tempo, Rubio al terzo, Scuccato Ambrosio portano avanti i colori giallorossi, Cinquini pareggia al nono, al 19° gol di Gual.
Nel secondo tempo Gual fa 4-2, ma Scuccato con 2 gol porta sul 4 pari. Nel finale Gual una punizione di prima pressoché perfetta, 5-4. E che dire, alla luce di quelli che è stato una buona parte del primo tempo e anche qualcosa del secondo, io credo che sia un risultato meritato del rossoblu. Ma sai, poi Frallate è stato talmente risicato, sicuramente non è stato il miglior Fortere Marmi che abbiamo visto, mentre il Bassano è stato decisamente meglio di quello della partita di Coppa di 10 giorni fa. Detto questo, il Fortere Marmi ci ha creduto, ha avuto la forza di rimontare all'inizio e anche di rimontare, una volta che è stato rimontato dalle 2 reti che aveva preso nel secondo tempo, di ritrovare il guizzo vincente. 2 falli, 2 tiri piazzati falliti pesanti, che potevano essere pesantissimi, perché intanto c'è un po' di agitazione a metà pista, perché il Fortere Marmi ha 9 falli e non ha sfruttato 2 tiri piazzati, e comunque il Fortere Marmi ha portato a casa questi 3 punti che consentono alla squadra di Martini e di Antoniata, accompagna di forza festa negli spogliatoi, dicevo, consentono questi 3 punti di staccare ulteriormente, di consolidare il quarto posto e di staccare ulteriormente il Bassano, e vedremo quello che ci riserverà queste ultime giornate di campionato, che continuano anche nella regular season a dare molte emozioni, anche in una partita come questa, nervosa ma anche bella e spettacolare, forse anche per quello. Grazie e buona serata. Intanto c'è ancora Maretta e Muglia che va a gettare un po' di sale sugli animi delle 2 squadre. Adesso bisogna che qualcuno li faccia da pagare e divida i giocatori. Coi soprattutto, che mi sembrava molto nervoso, ma del resto posso capire che alla fine di una gara di questo, finita in questa maniera, ci possa essere del nervosismo. Català adesso va a salutare, sarebbe bene che i giocatori del Bassano fossero accompagnati negli spogliatoi, visto che così dovrebbe funzionare quando non si gioca in casa. Bene, da parte mia che dire, vince il Fortere Marmi 5-4, consolida la 4ª posizione. Adesso rimane da vedere quelli che saranno i risultati delle altre squadre, anche se ricordo sarà una giornata molto spezzettata, e lasciamo a questo striscione, chiaramente ci uniamo alla squadra e ai tifosi per il saluto a Pepo, che è scomparso, se non vado errato, 6 anni fa. Sarebbe stato alla Palausta, sarebbe stato là in piedi a inneggiare ai nostri ragazzi. Dunque, da parte di Fabrizio Ercolini, il grazie a Giulio Arnolieri, lo lascio al suo pezzo per La Nazione, redazione sportiva della Versilia. Il grazie all'amico Giuseppe Nardini, che questa sera si è sbattuto fra telecamere e replay, e un saluto va a Robè e ci vediamo domani. Un saluto al re dei bottoni, stiamo parlando di Simone Polacci, che questa sera non è qui con noi, lo aspettiamo chiaramente. E da parte di Fabrizio Ercolini è tutto, a risentirci alla prossima. E dunque 5-4 rossoblu, quarti in classifica, consolidato il risultato, la linea torna alla regia.